prossimo abbiamo una domanda che hai iniziato tu, fratello Giuseppe, 2 giorni fa e l'abbiamo messo sulla pagina della Radio Blast e abbiamo chiesto ai fratelli di rispondere qual è la loro opinione, cosa è più potente del diavolo che può sconfiggere la Chiesa. Vabbè, hanno risposto in tanti, no? In tanti hanno risposto. La domanda è questa: sappiamo che il nemico ha la potenza di vincere i santi fino ad Armageddon. Se ad Armageddon il diavolo viene vinto. Cosa è più potente del diavolo che può sconfiggere la Chiesa? Qual è la cosa più potente del diavolo che può sconfiggere la Chiesa? Questa è la domanda. Sì. Alle risposte, subito. Andiamo alle risposte dai fratelli. Leggiamo veloce perché sono tante. Sì. E alcune abbiamo dovuto sintetizzare, se no ci voleva mezzo programma. Sì, cominciamo con Salvatore. La risposta di Salvatore. Satana può vincere i santi nella carne, ma non nello spirito. Vi sono alcune cose che, oltre al nemico, possono vincere la Chiesa. Per esempio, la divisione, la disubbidienza e soprattutto la mente carnale, attraverso il dubbio, poiché il dubbio è il nemico della fede. Poi da parte di Nica, io penso che quello che può sconfiggere la Chiesa è troppa confidenza con Dio e pensare che Lui perdona il nostro egoismo. Pierangela, io penso che è il non evangelizzare, il non portare la parola viva, che è Gesù. Questo porta a fare morire i buoni frutti e non porta a far crescere la Chiesa di Gesù. Patrizia, è il fatto di venire meno nella fede in Cristo Gesù e nella sua parola. È l'apostasia, apostatare dalla fede. 1 Timoteo 4,1, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Giuseppino, quando Israele non obbediva a Dio, perdeva le battaglie, perché Dio non era con loro. Quando obbedivano al Signore, era con loro e vincevano. Similmente i cristiani che nel tempo della fine non obbediscono al Signore saranno distrutti, ma quelli che obbediscono saranno protetti. La cosa più potente del diavolo che può sconfiggere la Chiesa è la disubbidienza. Da parte di Filippo, secondo me la cosa più potente del diavolo che può sconfiggere la Chiesa è la nostra volontà carnale, dove possiamo scegliere di servire Dio con tutto il cuore per amore e quindi portare il Vangelo alle persone, o sederci e addormentarci nel non fare niente, un religioso in una bella sala cristiana. E poi dice, un abbraccio che in questo tempo vuol dire andare contro il sistema del diavolo. Risposta da parte di Aurelia Grazia. Più potente del diavolo è Dio. Dio permette la distruzione della Chiesa per punirla. Il diavolo è solo un burattino nelle mani di Dio. Proverbi 1, 24, 27 e 29, Ezechiele 33, 2, 6 e 9, Amos 8, 10, Matteo 24, 21, 22. Sì, e poi queste scritture parlano proprio dei tempi difficili che vengono dove Dio permette la purificazione della Chiesa. La risposta di Julianne. Cosa possa essere più potente del diavolo per distruggere la Chiesa? Secondo me è la paura di non farcela, la paura di non essere degno, la paura di fallire, la paura di non dare e fare mai abbastanza. La paura è una catena che se gli permetti di avvolgerti nel tutto, come un serpente che ti stringe il corpo senza farti respirare, il cuore cede, la tua forza vacilla, la tua mente e il tuo corpo si ammala e cadi nella trappola. Un abbraccio grande e do un messaggio a tutti i fratelli. Noi siamo potenti, Gesù me lo ha detto, abbiamo il potere di scacciare tutta l'oscurità e distruggere quella catena. Che Dio vi possa dare tutta la forza del suo amore. Julianne. Grazie Gesù. Maria, la risposta è la durezza di cuore e mancanza di opere in Cristo. Oltre a non mettere in pratica la parola, non la divulgano alle pecore. Per questo la Chiesa mondiale è già sconfitta prima della battaglia di Armageddon. E poi da parte di Angelo, che è il marito di Maria, lui dice bisogna rinascere. La distruzione della Chiesa, con la C minuscola, sarà la loro mancanza di credo alla parola
e incuria nel custodire il dono dello Spirito Santo. Bisogna innalzare il figlio dell'uomo. Amen. Risposta Gloria da a Dio. parte di Emanuele. La cosa che può distruggere una chiesa è che è più forte del diavolo e il cristiano mezzo cuore. Faccio un esempio. Se durante la tribolazione il cristiano mezzo cuore deve dare la vita per i suoi fratelli, probabilmente le sue paure lo porteranno a preferire la sua vita a quella dei fratelli. Impariamo a non essere così. Impariamo a capire che realmente questa vita non è niente e che nel momento in cui diamo tutto a Gesù, allora nulla ci potrà fare del male. E poi da parte di Aleandra. Ciò che ho sentito e ho pensato che riuscirà a distruggere i credenti, oltre a Satana, sarà la disunità delle chiese, le diverse dottrine, il non essere uno con Cristo. Più che il diavolo, i credenti saranno distrutti se seguono i falsi profeti, piuttosto che cercare con tutto il cuore la verità del Signore, la sua faccia, la sua volontà. Non aprono la Bibbia e non imparano a conoscere le scritture della vera parola di Dio, che è stata scritta per guidarci. Una scrittura che mi è venuta in mente è proprio in Osea 4, verso 6. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Grazie Signore. Qui c'è poco da aggiungere, ragazzi. Fratelli, siete stati tutti bravissimi. Alleluia. Risposte più complete di quello che Ma pensavamo. avete fatto meglio di me, ragazzi. Qua avete detto le cose che io, per esempio, neanche pensavo. Guarda cosa dice Patrizia qua. Poi rilegge Patrizia. Patrizia. No, aspetta, qual è? Aurelia Grazia? Aurelia, sì, scusa. Anche Patrizia è bellissima. L'apostasia è centrato in pieno. Sì. L'apostasia è quello. Bellissimo, Patrizia. Tutti bellissimi, bravissimi. Mi legge Aurelia anche. Aurelia. Aurelia Grazia. Che bel nome che c'ha. Sì. Aurelia Grazia. Più potente del diavolo è Dio. Dio permette la distruzione della Chiesa per punirla. Il diavolo è solo un burattino nelle mani di Dio. Caspita, hai centrato in pieno, sì. Tutti belli, tutti, guarda, 10 con lode. Questa qui veramente non l'avevo pensata, però è buonissima Aurelia. Il potere del diavolo è Dio. Più potere del diavolo c'è solo Dio. Capito? Beh, potevo girare la domanda in un altro modo e dire cos'è più ingannevole del diavolo, più potente, inganno più potente degli inganni del diavolo. Anche così sarebbe andato bene, capito? Cioè, quindi Dio permette la distruzione della Chiesa tramite l'Anticristo per punirla, purificarla dalle sue disobbedienze. Brava, Grazia. Ottimo. Adesso chiediamo a te, Giuseppe, quando hai scritto questa domanda, a cosa stavi pensando? A questo che stanno dicendo. A quale risposta? A queste, più o meno tutte queste. Ah. No, i fratelli hanno centrato. L'hanno messo meglio di come potevo io, perché Ok. loro sono più fini, i fratelli sono più delicati di me, sono più poetici, le sorelle più dolci. Quindi io potrei anche raggiungere niente qua. Tranne il Signore Gesù benedice questi fratelli che veramente ti amano, veramente hanno sposato, matrimonio celebrato e consumato con le scritture. Amen, vera sposa di Cristo. Alleluia. Amen. Gloria. È bello anche come lo Spirito Santo ha parlato attraverso di loro, ad ognuno un punto diverso. Sì. Non hanno ripetuto le stesse cose. No. Ognuno ha visto un aspetto diverso del problema e l'hanno presentato in modo diverso. Sì, guarda, io Bellissimo. potrei commentare uno per uno i loro commenti e solamente enfatizzarli Sì. e sottolinearli. Senza magari dire, Gesù mi mostrerebbe anche altre cose, ma qui c'è così tanto qui. Non credo sia il caso, sono più che sufficiente. Bravissimi fratelli, sono, guarda, onorato di avere fratelli e sorelle come voi. Gloria a Dio. Chi se l'aspettava? Te l'aspettavi una chiesa così, Angela? No, è bellissimo come i fratelli sono maturi nella fede. Che maturi che sono. Gloria, i frutti di Dio, sai.